Gianni Sartor, buonasera. Autonomisti Occidentali, buonasera. Ci parla sempre insomma di questa autonomia in primo piano. Voi non demordete, continuate nel vostro progetto di autonomia. Un po' il progetto vostro si sta ormai così, ne parlano scemando, però tutti. comunque si sta un po' così sgretolando. Prima c'erano tanti alleati, ora tanti pezzi se ne sono andati via. Dipende, Fronte Friulano e altri. dipende sempre dal peso che ognuno ha. Fronte Furlan, io confermo la mia stima massima verso di loro. Evidentemente non lo so, non posso entrare nelle loro teste, hanno deciso di, probabilmente non lo so, non so cosa faranno. Comunque. Il progetto però vostro che sì, sostenete in primo piano è quello che insomma porta avanti Franco Bandelli, assolutamente una sì. regione insomma diversa, strutturata in maniera diversa. Un'altra regione perché questa non ci piace. Non vi piace né Tondo né la Serracchiani, così? No, non ci piace il sistema della gestione della regione, perché ad esempio prendo oggi, mi è capitato di leggere un articolo qui del Piccolo dove si parla di 2,8 milioni distribuiti ai dipendenti regionali come premio. Allora, a pochi mesi dalle sì, elezioni. a pochi mesi dalle elezioni mi sembra quantomeno singolare. E fra le altre cose qui viene articolato, l'articolo viene a spiegare un po' quali sono i metodi si basano non si sa su che cosa, su delle valutazioni dei dirigenti regionali, e poi vedo il numero. 3.000 dipendenti riceveranno da 672 a 904 euro di premio. Beati loro. Ma lei allora, è invidioso? Non sono invidioso, però io sostengo che se c'è una meritocrazia è giusto che i meritevoli vengano premiati, ma non possono essere 3.000 su 3.400 dipendenti che ha la regione Friuli Venezia Giulia. Ovviamente, però probabilmente quei 400 che mancano saranno dei dirigenti, eccetera, eccetera. E quindi dice lei avranno dei premi particolari i dirigenti, magari? Sicuramente, ma 2 milioni e 8, fra l'altro mi risulta che vengano prelevati da un fondo che attinge dall'addizionale regionale, no, sulle buste paga di tutti i dipendenti, dei pensionati, dei cassaintegrati e anche dei lavoratori in mobilità. Io questo, e tra l'altro appunto questo premio in busta paga per i dipendenti della regione, circa 3.000 appunto, è stato autorizzato dalla giunta regionale recentemente. Ma sì, la giunta regionale, notizia di oggi, fra le altre cose hanno aumentato addirittura di 400.000 euro questo fondo, che per il prossimo anno calerà di 700.000 euro, ma rimarranno sempre 2 milioni e 100, bontà loro. E quindi insomma lei dice così, sembra strano che a pochi mesi dalle votazioni sì, anche perché a questa decisione. Poniamo che questi signori qua che vengono gratificati a pioggia abbiano magari, che ne so, 5 parenti, possibile, votanti. Beh, vabbè, lei questa è una Io sua faccio ipotesi, 3 per 5, 15, sono 15.000. Vabbè, ma questa è una sua ipotesi, ovviamente noi siamo aperti a qualsiasi altra possibilità di replica. Grazie quindi a Gianni Sartor, Autonomisti Occidentali, e poi parleremo delle varie iniziative che state così proponendo nel territorio. Grazie e buon lavoro. Prego, grazie. Intanto è partito da Pordenone il lavoro della nuova scuola